uomini, è stato chiaro, portate con voi una valigia soltanto, mettete soltanto quello che è essenziale. E per me la pentola a pressione è essenziale. Brigidi, essenziale significa soltanto quella che ci può servire per arrangiare i primi 3-4 giorni almeno. E i 3-4 giorni di queste non me le voglio fare. Tutto che la roba grassa, piena d'olio. Ma quale roba grassa, Brigidi, quale olio? Ma se noi non sappiamo mangiare lo stamieno, noi non sappiamo nemmeno se mangiamo per 3-4 giorni. A te ti tengono digiuno 3-4 giorni. Ma certo che non mi tengono digiuno per 3-4 giorni. Certo, volevano far sciupa. Sto muttazziello intufato. Sì, vabbè, però... Scusa, Brigide. Voi poi non volevo, non era proprio un'offesa. Anzi, nemmeno. E che volevo dire più? Buttaziella intufata. Buttaziella ancora. Pare quasi pure vezzeggiativo, pare pure quasi un po' affettuoso. Voglio che stai facendo un po' buttaziella. Un po' botticello. Pare pure un soprannome in un pittore, un contrannome in artista. Poco botticello, poco chiattulilla, ma artista, vero? Infatti. Sì, ma intufata no, Intufata è proprio brutta. Ah, si capisce? Perché la gente intufata è arrivata al culmine dell'esasperazione. La gente intufata non ce la fa proprio più psicologicamente. Ma ecco qua, la famosa intufata dei palestinesi. Si capisce? Un popolo esasperato che non ce la fa più, che può continuare. Ma non di basta! Ti ho chiesto scusa! Basta! Va buono, non ne parliamo più. Bravo, non parliamo più. Ma facciamo una cosa. Dimmi direttamente tu a me il catino che c'ha. Mettici quello che vuoi, mettici la pentola a pressione, o ruoto il forno, la scuola pasta, chiudi tutte cose a ente, basta che apriamo questa storia. Ma come è possibile? Brigida, mi piace non fare così. Guarda, lo so, tutto quello che ci sta capitando è una cosa strana, mi pare una fiction per dire alla televisione, è strano pure per me. Ma ti prego, almeno questa volta non mi dare la colpa di cose che non mi appartengono. Io questa volta non ci azzecco niente. Cioè, lo so che ci azzecco, però dico non sono responsabile, ecco. E quando mai sei stato responsabile tu? E invece io lo so che sono responsabile se da 12 anni ti faccio vivere una vita da inferno. Guarda qua, va, guarda la rodaggio costretta a campare, guarda la cucina qua. Ma si capisce? Ma che è colpa mia, se per questo lotto del cantiere il capitolato d'appalto proprio un cane da guardia prevedeva. Vada volte l'ingegnere non faccio con chissà stavo pigliando che l'altro giorno stavo combattendo al telefono. Io per questo posto ho dovuto litigare e combattere con 7 colleghi titolati e beata a te che erano colleghi. Io porto in questo posto di guardiani lì da sto cantiere, ha già un tappolano mastino napolitano. A te erano colleghi, ma almeno erano titolati. A me Giosuè teneva una bocca quando a porta capolino e pesava 2 quintali. Ma si capisce? Guardiano notturno a nero, Pinto Cantiere, sotto piazza Municipio a Napoli, il massimo dell'oscurantismo proprio. E sempre grazie, devo dire, ad Agostino che mi ha trovato questo posto, perché sennò chissà a quest'ora io che fine avevo fatto. E rendiamo grazie ad Agostino che c'era da Cuccia e Giosuè. Brigidi, guarda, io lo so, ecco, lo so che se non era per quest'altra disgrazia, perché è stato imprevisto che ci sta capitando, io lo so benissimo che tu quella valigia un giorno te la saresti preparata da solo. E con o senza una pentola a pressione, tu varcavi quella porta e me la stava a me la da pesce. E perché te la stavo da pesce? Che le aniglia? Oh, me la stava mancavo da pesce. Te la potevo tenere, te la regalavo. Veramente la da pesce per accattare io. No, signor, la comprai io con i soldi miei. Tu volevi accattare la friggitrice elettrica. Veramente, non mi ricordo. Non mi ricordo io. A cui si può fare 2 patanelle fritte. Ah, sì, non mi ricordo. certo che ti ricordo. Io ti ho smosso nella memoria più sentimentale. Puparole e mulignano fritte. Oh, ma vedi, se non si deve finire sempre a parlare di quello che ci dobbiamo mangiare, Brigidi, guarda che trick. E se quest'altra cosa che ci sta succedendo invece di essere una disgrazia è una fortuna? Sì.
Da capo, ricominciare tutto da capo, tutto da zero. Cancellare tutto quello che siamo stati e specialmente quello che non siamo riusciti mai ad essere. Brigidi, ma tu ci pensi? Un lavoro dignitoso per me, ma un lavoro dignitoso pure per te. Sì, ovvero, tu giustamente dici, noi non sappiamo dove, non sappiamo come, ma giù... Signora Achille! Sozzoccola. Aspetta. Signor Lociummo! Chi sei l'ispettore? Chi sei l'ispettore? Sì, è l'ispettore con il quale ho parlato stamattina, ma come va che già sta qua? Brigidi, fa una cosa, metti tutto cosa a posto, io proprio questo bordello a mezzo. Ah, prendi la pressione la morte con me. Fa quello che vuoi tu, almeno usa la tipo contenitore, perché si, che ne so, si ci trasni e scarpe mie con mai. Baci mica luce un'altra, la di riporto. Addirittura. Ah, chi? La torrettale qua. Anticipando per Natale. Buongiorno signora! Signore, Siete soli in casa? ispettore, ci stavamo preparando, ma noi perché dobbiamo partire stanotte? Motivi di sicurezza, il buio è un alleato migliore. Capite, ma noi dobbiamo stare chiusi qua dentro fino a stanotte. Al contrario, dovete fare esattamente quello che fate durante una giornata normale. Nessuno deve accorgersi di nulla, nessuno deve sospettare di nulla. Una giornata normale come tutte le altre. Non cagnate una virgola che la facete tutti i giorni. E allora se così mi devo muovere? Buongiorno signore. Signora, Io lavoro pure la domenica. Come tutti gli altri giorni. Allora devo andare a preparare. Come tutti gli altri giorni. Con permesso. Anche lei signora Achille, faccia esattamente quello che fa durante una giornata normale. certo, Una giornata normale come tutte le altre. sicuramente. Lo faccia. Certo. Lo faccia, lo faccia. Sto facendo. Non stai facendo niente. Ehi, che se faccio? Vieni, scusa. Aspetta, io ve l'ho detto ieri, no? Il cattivo guardiano notturno faccio, quindi di giorno un poco mi riposo, un poco qualche commissione per i ragazzi che vengono a casa e vengono a faticare, qualche colazione, qualche... E la signora? Ah, no, la signora Brigida. fa? Sì, no, Brigida è un po' di tempo che lavora sul versante marketing, diciamo così. Sì, un po' di marketing e un po' nel settore dell'abbigliamento. Ah, ho capito, sfilate di moda. Sì e no, cioè, indossatrice. Fa la modella. È un modello, ve l'ho detto, Ho indossatrice. capito, in effetti si vede che ha un bel fisico, un bel corpo. Grazie. Complimenti. Grazie mille, ispettore. Ma voi la vedete adesso, Brigida ha messo qualche chiletto ultimamente, Le stanno bene, le stanno benissimo. Ma aprite ma giustamente, ispettore, con la vita che facciamo non è facile mantenersi in forma. E ci prova, sta attento. Ispettore, oggi può fare la fama, ci vuole i soldi. Per quale casa di moda la signora fa questi defilé? Per quali marche? E quali marchi volete dire? Io indosso proprio il marchio dell'azienda, io indosso il brand. Per essere precisi, io vesto il logo. Il logo? Il logo, infatti il mio nome d'arte è proprio Logo Brigidi. È una nuova professione che viene dall'America, che le molla tutto coso il logo. Pure la società là è logorata. Infatti, ispettore, pure noi stiamo diventando sempre più logorroici. Ho capito. Mo, per esempio, Don Nicola il macellaio è una settimana che sta cercando di lanciare il nuovo prodotto. E io sono 7 giorni che faccio fiatole dannanzi a rete vestita da polpo burger. Ah, ho capito, polpo burger tipo polpo fiction. No, signora. Polpo burger tipo hamburger al sangue. Polpo burger fosse polpetta. Rispetto a polpette casarze, quella originale, queste che vedete vicino, non è sangue, è rauco. Solo che dice Don Nicola che se i ragazzi moderni non sentono la parola burger, la mangiano. Ispettore, sapete come succede in questi paesi? Questi paesi di provincia, poi Sì. Don Nicolò macellare alla vena, avete capito? Sì. E allora piccole arguzie, bruciature, finezze del marketing. Marco, io comunque me ne vado, pure perché se non devo destare sospetti la domenica devo pure un poco prima. Va benissimo. E lei, signor Lociummo, non esce dopo? No, Strano. perché? A domenica roba la polpetta ci sembra a Giulilla. Vabbè, una battutina così per sdrammatizzare la tensione. È simpatica, l'ispettore. Sì. Sentite, scusatemi una cosa, quindi ci vediamo stasera, sarete voi ad accompagnarci? Tutto ciò che rientra nel piano di protezione deve rimanere top secret fino all'ultimo. Comunque non abbia paura, signora. E complimenti per la missa. La polpetta le sta un incanto. Aspetta, Eh, la venuta di fatto un po', sì. mi scusi, signora Lociummo, e buona giornata. Ma chiamatemi pure Brigida, molto più No, semplicemente. purtroppo il regolamento me lo vieta. Ancora auguri, signora Lociummo. E allora perlomeno chiamatemi signora Marruzzata.
Visto e considerato che non sono la signora Lo Giummo. In che senso? In che senso, in che senso? No, in che senso la colpetta la signora dice di non essere la signora Lo Giummo? Oh, Gesù, ispettore, nel senso che io e Brigida non siamo sposati, ecco. Non siete sposati? Volesse far rubare la polpetta in due piatti, ispettore, no, non siamo sposati, ma in realtà è come se lo fossimo, avete capito? Siamo insieme da 12 anni. E che significa che state insieme da 12 anni? Che significa? Gesù, ispettore, che significa? Significa che non siamo sposati, ma di fatto è come se lo fossimo. Appunto, di fatto. Difatti. No, non ho detto di fatti, ho detto di fatto. Voi adesso mi state dicendo che siete una coppia di fatto. Infatti, cioè appunto, sto fatti, infatti. E non mi potevo ricevere stamattina. Che cosa? Di fatti di... Infatti. Cioè, l'ho fatto, cioè, l'ho detto, aspetta, posso andare a dire mo, io e Brigida non siamo sposati, ma qual è il problema? Signor Lo Giummo, ma lei sta scherzando, Ridacca? Ridacca. Io capisco che probabilmente i giornali in questa casa non ne entrano, ma un televisore, cosa da fa? Ogni tanto un telegiornale, un porta a porta, un Santoro. San? Gennaro. Ecco, chiamano lui. Bravo. A voi coppie di fatto? Pax? Dico? Dite, Ho detto. che avete detto? Dico. Dite. Ho detto, non dico per dire dico in quanto voglio dire dico, ma dico per dire dico in quanto voglio specificare il dico. Ci stanno incartando, ispettore, piano piano e poi capisco. Comunque io credo che la signora, anzi a sto punto la signorina, non possa partire con noi questa sera. Ma che è Brigida? Sì. E perché? Come perché? Perché in un programma di protezione istituito per proteggere i familiari dei pentiti di Camorra, non credo che lo Stato riconosca alle coppie di fatto gli stessi diritti delle coppie reali. No, momento, ispettore, lo Stato forse no, ma la Camorra certamente sì. Ma scusate, ispettore, la Camorra quando fanno sfregio non lo fa per punire qualcuno, per creare più dolore, sofferenza. Che se non importa, la Camorra se una è coppia di fatto è sposata, i sentimenti sono sentimenti. E se si va a proteggere tutti i familiari, i parenti, i compari, i comparielli dei pentiti di Camorra che si va a trasferire mezzo a Napoli. Ispettore, siamo d'accordo, ma l'avete detto stesso voi che è un fatto del tutto eccezionale. Scusate, l'avete detto ieri, quando io vi sono venuto a dire che in coppa all'anagrafe, dove ero andato per casa a sbrigare certi documenti che mi servivano per regolare il mio posto qua di rapporto di lavoro con la ditta, ero venuto a sapere che mio nonno in origine 50 anni fa faceva lo ciummo e non lo ciummo, poi si subava la coppa alla seggia. Per forza. E me stava appena dicendo che per caso aveva scoperto casualmente di essere niente meno che il cugino di primo grado. Che? Non sto capendo, ispettore. Quindi tacca. Di Don Antimo Lo Ciummo. Posso sapere per il cellulare, scusa. 29 anni di latitanza. È per questo chiamato l'antimo fuggente, che proprio giovedì scorso si è consegnato a noi dichiarandosi pronto a collaborare dopo che la Camorra con l'ultima vendetta trasversale le ha accesi gli ultimi parenti rimasti, compreso un bidone, 6 metri e l'iguana, gli unici esseri viventi a cui abbia mai voluto bene in vita. Ma appunto, ispettore, io proprio per questo vi sto dicendo, è vero che io giornale e televisione non vedo, ma santo di Dio, di questo antimo fuggente ne sta parlando da un più di tempo, da tutta Napoli. Anzi, e dovete dire che io non ho appena scoperto che veramente lei parente alla poco mi un infarto. Il bello è che tutti quanti gli operai qua, gli amici, ispettore, mi dicevano sempre scherzando, no? Ma perché non parlano poco con tuo cugino, Antimo Lo Ciummo? Hai capito? Che risolve tutti i problemi? Che si poteva mai pensare che io veramente l'era parente? In effetti anche lui ignorava totalmente questo vostro grado di parentela. Per forza. Per forza sì, questo errore di trascrizione risale ai tempi di suo nonno, ormai agli inizi del secolo scorso. Io sono 50-60 anni che siete chium. A bastone. 3-3. Napolitana a coppa. Siamo in quel numero 7. Col morto. Quello un grado di parentela del genere potrebbe anche considerarsi prescritto, ma con Antimo Lo Ciummo per lo mezzo non possiamo minimamente rischiare. Per carità, ispettore, io rischi, non me ne voglio per proprio prendere. E io rischi non voglio fargliene correre. Per questo motivo il programma di sicurezza è stato organizzato in meno di 48 ore. Una vendetta così controversa con Antimo Lo Ciummo, una parentela così stretta, equivale per voi ad una patente di morto che cammina
Ad venuto i tutto secci. Ci dobbiamo nascondere Torito. Vogliamo chiudere tutto in un cassetto e poi Vogliamo tagliamo, li mettere la capo sottoterra con me. Ecco, ma che giuro niente, dannanza. Anzi, se proprio lo vuole sapere, io penso che una vendetta trasversale contro di lei, proprio perché è lei, risulterebbe così spietatamente trasversale. Sarebbe un gesto mediatico di tale crudeltà, una carica così spietatamente simbolica, che lei oggi risulta essere il bersaglio perfetto per un gesto così barbaramente dimostrativo ed efferato. Aspetta, ma state chiamando, posso non capisci? La situazione è questa e il rischio è reale. Ma io proprio per questo vi sto dicendo che anche Brigida corre dei gravi pericoli. Non appena si viene a sapere che io sono il cugino e che lei sta con me da 12 anni. Anzi, guardate Cavalica, che una vendetta su Brigida, che può essere ancora più trasversale, diciamo quasi tangenziale, la mia, e assumerebbe degli echi profondamente barbari e feroci. Se loro riescono a fare del male a Brigida, loro mediaticamente fanno un grandissimo gesto di efferata barbaria. Ma voi ci facete una grande figura in merda, però. No, sempre a livello mediatico, ecco. Ma voi vi immaginate? Che cosa? Sta pulpetta, mezza piazza municipio. Ma che è? È un corpo burger, chi? No, quella è una pulpetta. Dice, no, ma che è una pulpetta? Chi è ketchup? No, che è rau, ma quale ketchup e quale un rau? Che è sangue? Ma allora quella non è una pulpetta, quella è una cristiana schiattata. Tutte le leggi, tutto lo Stato, le televisioni. Madonna mia! Lo Stato, la polizia, che fa? Perché non ci protegge? Non sono stati capaci manche in grado di salvare la pulpetta, che se non è più una città, è una macelleria per dei piezze, ma via! Non lo posso essere torto. Oi, 12 anni, aspetta. 12 anni che siamo insieme. E perché non vi siete sposata prima? Quanto ha fatto pulito sapere? Ho trovato. Che cosa? Sposateci voi. Che faccio parrucchiano? No, vabbè, che significa? Voi non siete un pubblico ufficiale, Che no? significa? Facciamo quel fatto che il matrimonio, mo non mi ricordo come si chiama, però so che è valido a tutti gli effetti e lo si fa quando uno sta in punto di morte e vuole regolarizzare la situazione. In articolo mortis. Quello. Non si può fare. Perché? Quello si attua solo in imminente e probabilissimo pericolo di morte. Anzi, ma avete fatto dei prefundis prima, ad apparecchiate precisi, oro e novembre. Poi ci vogliono i testimoni. Si trovano i testimoni. Come troviamo i testimoni, a così troviamo i killer fuori la porta, signor Lo Giummo! Qui basta uno spiffero! Che? 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 Uno spiffero, No, sono io. State ferma! State ferma! Uno spiffero che a lei non le rimane nemmeno il tempo di dire amen! Ah, da fornuti, spettosi. Ci tengo su, mi senti passo. Ah, siete voi, state fermo, volate a caderetta! Ho trovato. Che cosa? Ho trovato. Visto che ci troviamo in questa situazione così grave Sì? ed imminente, Sì? diciamo che la signora, la signorina, Certo. questa sera partirà anche lei con noi. Grazie. Mi Grazie. prendo io la responsabilità di farle entrare nel piano di protezione. Siete straordinari. Seppur in maniera parziale, le sarà garantito una nuova identità, Allora, ciò a va. cui non avrà diritto e il lavoro regolarmente retribuito che aspettava pure a lei. No, vabbè, mi dispiace perché io questo già gliel'avevo detto, vabbè, non fa niente, tanto lo sapete, a Brigida non manca spirito di iniziativa. Sì, no? basta che non si va a stare purpetta. Oh, Sarà data una nuova identità proprio per non farvi ma riconoscere. certamente, aspetta, io pure mica mi porto come sti da trecciulella presa. Aspetta, io non basto a ringraziare. Non mi dovete ringraziare. Adesso io vado che ho altre cose da fare e poi vi vengo a prendere. Grazie, aspetta, io mo pure io tra una cosa e un'altra, ma finisco di preparare la roba, poi vado a salutare a mia sorella Anna Rosa. Cioè, non mi preoccupate, pure a lei non dico niente, ma sto zitto, devo mantenere il segreto. Sì, le dia un abbraccio anche da parte mia. Grazie, Buona aspetta, giornata. siete gentilissimi. A sola. L'ispettore, voi tenete una sola. Sì, tengo una sola. Voi tenete una sola. Io tengo pure una sola. Sì. Quando voi facete sci, ma una vi provate a dire una volta a bocca, sono venute sorprese in dall'ove Pasqua. Gesù Cristo tiene una sola.
Gesù Cristo te ne so. Te ne ragione. Aspetta, tu Ani, Io ho detto Gesù, pausa, chi sta te ne so? Ah, no, io ho capito, Gesù Cristo te ne so. Sì, a Maddalena. No, Maddalena mica solo Gesù Cristo. Ah no? Aspetta, mi sta pigliando in giro. Aspetta, Gesù Cristo è figlio unico di Madre Vergine. Gesù Cristo è marito e te ne ha coppa, ne te ne È ha. venuto il catechismo. Aspetta. Lei si chiama Quagliarù. Anna Rosa Quagliarù. Allora, Non una sa cosa. niente da me. Lei è vedovo, un marito mi letto sotto una amici. Condoglianze. Non chiedi a me perché la qui. Signor Lo Ciummo, se tra mezz'ora sua sorella non è qui pronto a partire, gli annullo tutto piano di protezione. Ma perché pure lei deve partire insieme a noi? E per forza, se è sorella a lei, significa che è cugina d'antimo Lo Ciummo. E se è cugina d'antimo Lo Ciummo, rischi tu sangue pure esso come a vu. No, aspettate, ma Brigida e Anna Rosa non possono partire insieme. Che li due non si sopportano proprio. Non me non porto No, proprio. poi si odiano. Non mi passa manco per la E capa. come ci faccio a dire a Brigida che Anna Rosa parte insieme a noi? Come le dispiace che il lavoro che spettava a lei, adesso spetta a sua sorella, Anna Rosa. E che la scanna? Per me voi potete scannare pure tutto quanto. Basta che non mi facciate scannare i camurristi. No, ma ispettore! Ispettore! Qual è? Ispettore! Ti ha calmato! La Margerina poi ci ha fatto fa colore a mano cinese, tale quale la carnagione a sotto. Che la monta fava che non scolpano quattro occhi. Voglio proprio vedere moro se mette giù a lei. Ma che fate? C'è scaffatelle? No, voglio vedere dove si appoggia le stanghette. C'ha girato un morto soppare e ci va a stare mangiando. Ma che si impara? Vai a venire! Vai a venire! Vai a venire! Voglio venire! Vieni con me da sto gatticelo! No! Stiamo dando bello qua, io tengo la chiesa! Tengo le amiche di... Posso più magari ci muoio! In un posto tranquillo, me la ripeto ispettore, vieni! Comunque la mia le principe, ma dove ne fai il momento paura? Fammi me, che sono No, gatticelo! sapessi che sei appena di Parigi! Me lo immagino, guarda! Sempre un indemoniato! Ci voleva l'esorcista! E poi con tutte delle cose a fuori, senza non mi scusa! Anna Ropola, a te ti piace sflugurare la mazzarella di San Giuseppe! Ma lascia sta San Giuseppe che cose principe non sei capito! Guarda, io ti ho spiegato qual è la situazione, mo due sue cose. Onesti a Napoli e aspetta che oggi rimane la camorra, viene a sapere che tu sei cugina niente meno che antimo fuggente e si vendica addosso a te in maniera barbaramente mediatica e velocemente feroce. Oppure tu fai anima e coraggio e te ne parti insieme a noi a spietare la vendetta in Brigida, che però, siccome è meno trasversale e più diretta, può essere pure che è meno efferente che la camorra. Può essere però! Non è sicuro, ma può essere. Vieni a La voglio vedere! La bizzocca fa tutta la Santarella, la zita contegnosa vicino a me che casualmente mi trovavo a passare fuori alla macelleria andata tutto quanto. Non ti vergogni di passare così conciata davanti alla chiesa del Signore? Non ti basta di vivere da tanti anni nel peccato? Già, tu ci sguazzi nel peccato. Peccato che mi prendo due mani in mano, peccato. Ho capito, ma adesso calma. E come bolle la mattina con quella zuppina a mano farà la chiesa per il Signore, per il Signore, un'offerta per il Signore. Se sta facendo la casomare con l'offerta per il Signore. Madre Teresa di Calcutta! Di Calcutta. Chi è? Madre Teresa è di Calcutta, di Callura è Santa Teresa. Lo so perché a Santa Teresa di Callura, in Sardegna, ci sta di casa una cugina di mia madre che si chiama Teresa come mia madre Teresa. Oh, si figlia Madre Teresa? No signore, ho detto che mia madre che si chiama Teresa è a sua volta cugina. Ah, zia Teresa.
No signore. A mamma Teresa. No signore, né cucina né a mamma Teresa né Santa Teresa, è cucina a zia Teresa, che te no? O ristorante. Chi è? A zia Teresa. No signore, a zia Teresa dello stesso nome Teresa di mia mamma Teresa, perché tutte e due portano nome nonna Teresa. Ma così, ma tu veramente stai facendo? Ma tu veramente ti stai incartando? Tu, nonna Teresa, mamma Teresa, oggi sto trovando a me che la famiglia vostra vi chiamate tutto quanto Teresa. Scusami. No, ma così, scusami tu. Io veramente già stavo un poco nervosa per farti mirare stamattina. Guarda che bambina. Ma scialmata tutta quella, ma scialmata. La fatta diventare con la carne a macerare. Che cazzo ci facciamo qui? A bolognese ci faccio, sì? Veramente così. Guarda, non è per te, ma è un momento un po' così. È un momento un po' così che va avanti da quanti anni? Ah, così oggi non è giornata. Sono 5 anni, Brigida. Sono 5 anni che ogni giornata con me non è giornata. E oggi è ancora meno giornata delle altre giornate che non sono giornate. Ma che già fa più io per te? Ah, così non dacci mai chiesto niente. E infatti, so io quello che cerca sempre con qualcosa, va bene? Ah, così. Di quello che successe tra me e te 5 anni fa, lo sai, io non me ne sono mai pentita. Con Achille ci eravamo praticamente lasciati e comunque per me non fu un tradimento. Ma se dopo 5 anni ti ho chiesto di non raccontare mai niente a nessuno di quello che era successo tra di noi e sono tornata con Achille, io penso che dopo 5 anni una ragione te la dovresti essere pure fatta. No, io invece una ragione non me la faccio. Tu 5 anni fa mi facesti capire che tornavi con lui, anche perché vederlo così in difficoltà, senza un'occupazione. Non ho mai detto questo. Lo dicesti, Brigida, lo dicesti, non mi posso mai scordare. Dicesti precisamente lui ha bisogno. E a te non ti è mai passata per capo l'idea che io intendessi dire che aveva bisogno anche di me? Appunto, Brigida, anche di te. Anche di me, Anche esatto, di te, anche appunto, di- anche di te. E allora sono io che ti domando, ma a te non ti è mai passata per capo l'idea che tutto quello che io ho fatto per Achille, l'ho fatto sperando che tu un giorno mi dicessi, ecco qua, ma bene o male pure Achille si è sistemata, non può che pace, una soluzione pure vista, finalmente asciutta. Ah, così, ma come sei rinfacciato? Che per colpa mia capo, un'anima Giosuè è passata a miglior vita, perché mi serveva cuccia solo. No, non sto O dicendo... forse scusami, perché non ti ho mai ringraziato abbastanza per questo lussuosissimo mini appartamento finemente arredato con vista sul Maschiangioide. Ma chi ti sta rinfacciando niente, Brigida? Ma perché fai finta che non capisci? Perché oggi non è giornata, te l'avevo già detto, e non era proprio il caso di fare certi discorsi. Ma oggi pazienza, mi va a cagnare. Stamattina a resci di carnevale mi fornuto un poco prima. Ah, il caffè, via da bello bar. Io ero anche venuto per parlarti di un'altra questione. Quel posto al call center di cui abbiamo parlato il mese scorso, se vuoi da lunedì è a tua completa disposizione. Mio cugino me l'ha detto ieri sera, mi faceva più piacere che me lo dicevi in darato momento, ma... Ti ho lasciato un bigliettino sul tavolo. Là sopra ci sta scritto tutto, indirizzo, numero di telefono, qualunque cosa, chiama a lui. Sì, no? Chi? Stai venendo adesso? No, veramente me ne stavo andando. Ero venuto per i caffè, t'ho aspettato fino a mo'. Aspetta, ti preparo subito. No, lascia sta, si è fatta tardi, vuoi tu mi sta No, lasciando? 2 minuti ci metti. Non devi caricare, ma è piglio bar. Io tengo la macchinetta già pronta, aspetta un Va po'. buono, ha già capito, lascia stare. Che fa? Scusami, guarda allora. No, è un anticipo, Ma quale anticipo? Ma sei... Ah, buono, non c'ha tornare, a pigliare, no, che fai, te la fu? Ya. No, me ne fuggi, io me ne fuggi. No, dico, che fai, te ne scappi? E perché me ne sei scappato? Ehi, che ne sai? Hai già visto pure la valigia con lì? Ah, no, è che... Stiamo a fuoco ogni stagione. O riesce luglio? Sabina a rompere i tempi, capito? Poi Brigida dice che qua sotto la sera fa frischetta. Va buono,
Se non mi guarisci perché te ne stai andando e chissà per quale destinazione sconosciuta, io non mi piglio gol. Ah, basta che quando arrivo mi manda una cartolina. State buona qui, ci vediamo rimane. Si ti trova ancora qua. Ma che te? Tu siamo con me cane, te, sì? Mettete qua, 5 minuti e fammi fare sta tentativa. Sì. Non ti muore. Se non ti chiami per amore di un classico. Oi. Sì, ma siete il look off. Non sapevo. Vedi, eh? Oi. Sta a posto, sì? Ho cercato di parlare un po' con l'ispettore. Ha cercato di mi far riuscire magari il viaggio, no? Quante ore sono, come abbiamo viaggiato, che dobbiamo fare, però non mi ha voluto dire niente. Ha detto soltanto vi dovete fidare di me e basta. Cioè, però comunque io le ho detto che una valigia per una persona come te, nel senso una donna non è forse poco. Sai come ha detto una signora ha altre esigenze, quindi se tu vuoi portare qualche cosa, fallo pure. No, ma non ti preoccupare, una valigia va bene. Va un po' meglio, sì? Mi sto iniziando ad abituare all'idea. Come dici tu, qualche vantaggio sicuramente lo avremo. Di meno, ma noi avremo soltanto vantaggi, tesoro mio, ma tu cazzi, ma quale situazione sarebbe più mortificante e avvilente di questa? Quale situazione sarebbe più avvilente e poi cana, guardi sotto il cantiere del municipio, sotto piazza municipio a Napoli? Ma ti giuro, ma noi soltanto vantaggi ne possiamo avere. Guarda chi, già solo vantaggi non vedrei mai più che la faccia a peste sorda annarosa. Certo, sì, è chiaro sul fatto che dice, per carità. Però sai com'è, io penso che lui quando uno si trova in queste situazioni, uno dice così all'inizio, però alla fine forse un amico, un parente magari sempre ti mancherà, no? Chi, guarda, non ti piglia colpa. Ma tante volte certi parenti è meglio a perderli che a No, trovarli. questo sicuro, amore di Dio, io mi trovi d'accordo con te, assolutamente. Però mettiamo caso, no, che veramente ci portino in un luogo triste, no? Gelido, che facciamo? Allora capirai che uno ad un certo punto pure sente il bisogno di risentire e di riportare a sé delle vecchie sonorità che gli appartengono, no? Per esempio una conversazione, ma pure nella nostra lingua per risentire dei suoni, ma pure una bella appiccica ogni tanto come comanda Dio, capito? Chissà, forse c'hai ragione, effettivamente sempre qualcosa sempre ci mancherà. Ma certamente, qualcuno che magari un fuoco, un po' di fuoco, un po' di calore umano, no? E chi è? Chi è? No, chi è questa persona che tu non appena dici a vita, fa caldo, cioè, Chi non ti sto capendo. che sta persona che tu a vita dici, chi sto fuoco? Sta stufa umana, insomma, chi è? A pozzi a picchiare. A stufa. E chi è? Anna Rosa. Anna Rosa! Tu non sei nessuno, non ti hai nessun diritto. Tu sei solo un'usurpatrice di Nala Minunziani. Anna Rosa, falla, ma amore la Maronna. Non farti trascinare negli abissi della perdizione. Salvati da questa dannazione. Madonna, ma chi sei un suono? Questo di oggi è un segno divino, da un pentimento a un altro pentimento. Io quando finestra in bascetta? Pentiti, fratello mio. Uno, Abbandonala. due, Ma dale, io prego, ma che Brigidi, fermati. È il Signore che oggi ti giunge a dispezzare quest'unione peccaminosa. Una lasciva congiunzione di corpi, non una santa congiunzione di anime. pure come scoccia
sai che la sono dovuto fare troppo e sta appicciando un po' la stufa, capito? E là da pulire il fuoco eterno! Ma non state zitti, così no veramente si appiccia tutta la baracca! No, non ti preoccupare che non si appiccia proprio niente. Non è mai stato tutto cosa stufato. Ah, che cosa sta lasci ferma, che stai facendo? Non sto iendo a fare la valigia, ma perché ti scicare? No, fa la valigia. Tieni ragione tu, io questa valigia me la dovevo preparare solo un po' di tempo. No, aspetta, tu non devi, Brigida. Aspetta un po', scusami, fammi prima parlare, chiariamo questa situazione. Tu non puoi partire. Ah, perché? Ma una che hai detto trasversale. Anche, aspetta, Brigida, aspetta, lasci sta valigia, per favore. Brigida, avete sta valigia? Eh? Questa valigia, vedi, deve essere la nostra valigia e deve essere quella di un lungo viaggio che noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare insieme. Brigidi, tutto quello che siamo stati in questa valigia non ci può stare. Brigidi, se mi lasci non vale. Ma Ulisse fa cantare. Sentite, se siete venuti per il castello, dove la piglio un bar. Vicino a me, a dove la pigliare. E non c'è scucciata. E non si scucciata. Madonna. Quanto c'ha? Mi cerco scusa, già sono scizzo. Uomo fa cucchiata, anche i pitbull d'attacco. No. Oggi è un momento difficile per E mi rappresenta questa giustificazione in momento difficile. Voglio la vita non è facile per nessuno. Lo dici a me, ma oggi veramente è una giornata critica. Alla mamanda critica, giornata difficile. Voglio, è casa per l'uomo, hai capito? Casa per chi tiene le spalle forte, come si dice? Quando il mare è in bonaccia, ognuno sa fare il timoniere. Ci mancava solo Confucio stamattina. La signora non sfotra, No, è che... è una provocazione. No, nessuna provocazione, però capite, voi vi rappresentate così, lì da casa la gente. Che? A casa? A casa. Ha chiamato casa? Detto casa. Si sta la grotta in Betlemme, ma va. Regga, o presepe, madonna mia. O presepe, chi ci dorme? Benino? No, ci dormo io, lo dico. E come ci dorme? Benino, cioè bene, cioè non c'è male. Cose dell'altro mondo. Sentite, ma poi tutta sta conferenza chi parla? La signora forse se lo tuzza con me. Nessuno se lo tuzza con nessuno. Vi stiamo pregando gentilmente ed educatamente e via a pigliare sto benedetto caffè in do bar. Nada vado un caffè o bar? O bar. Vicino a me un caffè in do bar, a me un caffè o bar, a me un bar, o bar. O bar. O bar, o bar, o bar. Ma dove ho pigliato il caffè a pescheria? Senti. A 5 anni che sto con Brasile. Ogni mattina con la pataterra facevi schirare giorno a me, mi preparava e mi portava in dolietto il caffè, sai chi? Cafardigna in persona. La Fardigna. A sorella Ronaldinha. Ancora. E 5 la mattina e 6-7-8 compagni di soia. Concettini, Assundigni, Carmeligni, Raffelini. Coccorito. Scendevano in da piantagione e mi andavano a scegliere i caffè uno alla volta. E so sì e so no. E so sì e so no. E so sì e so no. Ah no! Ma poi me li sminuzzavano a regola d'arte, sì, con quelle belle unghie, laccate verde e oro. Cafardigna addirittura le sminuzzava con i denti sporgenti come il fratello, sì, ma poi me li tostavano a dovere, 220 gradi, 230 gradi e trasevano in da stanzietta. Peppe! Ehi, la lasciate guardare! Peppe! Un caffè! O trenine Capodanno. Oh, bravo, trenini Capodanno. Con Cafardigna innanzi a tutto quando con il vassoio in mano che buttava ancora il fumo come una locomotiva. Sì, teneva due spingente Cafardigna di testa posta. Non si muoveva manco quando ballava. Magari hanno fatto i fir.
Erano respingenti, Respingenti attraenti. Y. Viva Cafardigna! Brigida! Brigida! Brigida, stavo piano, Brigida! Brigitte, pardon! Brigitte, pardon! Basta! Che vergogna! Sentite, a me non ce ne importa niente, voi, Cafardigno, Ronaldinho, sti quattro zoccoli con l'ogni pittata e tu treni di Capodanno a presa. Caposi proprio volete sapere, se porto solo rinde peggio festa cafona. Ha ragione, è un poco fuori moda le feste. A lui che già c'avevo nel cervello ed ero stata chiara pure con l'amico vostro Agostino. Oggi non è giornata. No, ci deve essere un equino. Che c'è sta? Io non sono l'amico di Agostino. No, io sono il cugino. Bravo, allora bravo, tanto piacere, scusate, non è un fatto personale, però per quanto vi stimo. Oggi veramente non è No, giornata. che aspetta un momento. Aspetta, non ho capito bene. Voi siete il cugino. Sta caverna, signori, no? Sì. Quello del call center telefonico. Shait, col sender telefonico e va bene. Sono il cugino del telefono. E non mi sto bene per uscire prima. Io sto pronto, me ne vengo con voi. Che significa? No, signore. Voi siamo mettiti per fare la porta. Facete la stessa fine Gennarino e Carmelini. Chi è Gennarino e Carmelini? Che resto telefoni? Chi è sto cugino? Non sto capendo niente. 6 metri era l'uomo, 6. Che c'è? Hanno fatto piezzo. Che cosa? Adesso lo filo del telefono, queste robe di condominio, capito? Io mi aveva fatto sta fine, Gennarino. Chi è? Dici a me, io aveva fatto sta fine. Dici a me, dici a me. Che? Aveva fatto sta fine, Gennarino. Sto capendo niente, ma stai dicendo, E Raffaele, Carmelini, hanno fatto zuppa con mano tracche Capodanno. Pam 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 pam. Pam pam pam. Effettivamente è un poco come un trenino, però si fa, che non si sparano i tracchi a Capodanno. Povero Gennarino e Carmelini. Sentite, a me mi dispiace assai per questi due poveri disgraziati, Certo. veramente, sentite condoglianze, però mo per i miei mo vediamoci una cassotto. E caccia parlate cinese, signore, no? Mi ha cattivato, ci potremmo muovere. E che facciamo call center sotto la grotta? Ancora su call center, signor, ma capite chi sono? Io sì o no? Il cugino di Agostino. Ma quale cugino di Agostino? Mio cugino si chiama Achille. Tutto bene? Ha avuto problemi? Ha trovato qualcuno lungo il percorso? La giritta, rispetto alla faccia mia a Napoli, nessuno la sa. Aspetta, ma no, allora lui è... Ah, non vi siete ancora presentati? Ma mi tenuto di. Venite qua. Subito. Attimo, questo è quel che resta della sua famiglia. Suo cugino Achille, la signora Brigida, Anna Rosa Arosta. Oh, cane! Cane, Anna Rosa! La sorella! Ma che razze! La sorella. Che aveva prenotato pure i cuccioli. Dunque, signori, venite qua. Dunque, la situazione sta precipitando. Purtroppo ho appena saputo che anche il luogo dove avevamo nascosto fino ad ora Antimo è stato inopinatamente scovato. La solita culla profonda con Mattinte e film. Avete in diretta? Ma si chiama pure porta a porta. Sono stato io a chiamare Antimo e farlo venire subito qua. È l'unico luogo sicuro che c'è rimasto. Chiste? L'unico luogo sicuro? O cantiere sotto piazza Municipio di Napoli, o centro della città! È la prima regola per nascondere ciò che non vuoi far trovare. Metterla sotto gli occhi di tutti. Sta scritta anche nei peggiori romanzi gialli. Appunto, ispettore, nei peggiori romanzi gialli! Se dico anche nei peggiori, vuol dire anche nei migliori. Ispettore, peggiori, migliori di un romanzo! Achille! Ti calmare, capitano che ti calmare, questi commenti sono tragici. Ti calmare! Come a me, ti calmare! Dimmi un bello nuovo cugino tuo, non è fatto personale. E io voglio fare finire Carmelina e Gennarini, capito? Non si preoccupi,
lei non farà né la fine del pitone né la fine dell'iguana. Chi si sono Carminieri Gennari, un guidone e l'iguana? Scusate, ma che è l'iguana? È una cucinerato che rassomiglia tale e quale a te. Vabbè! Guarda! Mi posso mettere qua, libera qua! Stiamo al cinema. Ah, voleva fornire o no? Dire che che sta lua dell'ende si ne tale e quale nella certa. Guarda, basta, me ne vado! Aspetta, Anna Rosa! Anna Rosa! Lei da qui non si può muovere! Strega! Arpia! Meggera! Tofa! Almeno stupendo! Signori! Aulimo Feliciano! Anzi, iniziamo a preparare la roba che partiamo. Che sì, ma che pulisse parte insieme a noi? Si è aspettato, purtroppo il piano di sicurezza è stato totalmente stravolto perché non siamo sicuri se il posto dove dovevamo condurre Antimo non sia stato già scoperto. Quindi partiremo tutti insieme verso questa nuova destinazione. È più tranquilla, più sicura e assolutamente insospettabile. Voglio vedere se Bruno Vespi ci trovo pure là. Aspetta, ma è un posto tranquillo o no? Tranquillo? Si ricordi questa parola. Poi mi dirà se è o non è tranquillo. Aspetta, ricordatevi i patti. I patti sono patti. Io voglio un altro pitone e un'altra iguana. Con mi guarda te ne mannerò. Aspettate, per il mondo! Ma tu santo una colonna infame ci avete portato! Antimo, stia calmo! Ma come c'è calma? E abbia rispetto prima di tutto per il luogo dove ci troviamo e poi pure per me se non lo dispiace. Secondo me se ti do a fornire con cantare con terra! Mi sembra questo il momento di scherzare. 800 km per gli affini in un cimitero! E beh, se è che sta fine che aveva fatto tanto male, me la stava a Napoli! Gli tengo amicizia a Poggio Reale, non dico tra gli uomini illustri, ma in un posticella a Graziatiello, visto lato Vesuvio, mi faceva una sci. Questa è la soluzione ancorché provvisoria che avevamo previsto per il signor Achille, non per lei. Signor Achille, come potrà immaginare, in meno di 48 ore miracoli non ne potevamo fare. Ma questa è la soluzione che ci permette al momento di avere la massima sicurezza, che noi poi scusate, è il nostro obiettivo principale. Sì, almeno che ma sta sicuro, no? Sì,
cura è solo la morte. Casomai qualcuno se l'avesse scordato. Ho t'abbandonato per smorzare sta cupidigia, sta tensione che si è creata. Mi fa piacere che l'hai presa con lo spirito giusto, Brigida. Ma che guardi, io non ti rispondo per rispetto a tutte le anime del purgatorio che ci stanno cadendo. Ma t'avverto, non mi parla perlomeno fino ora in novembre. Brigida, ma tu che vuoi a me? L'ispettore che era un posto di grande dignità, aveva detto che era un posto tranquillo. Ma perché ci stanno posti più tranquilli che chi? E prima di cuore una capanna e di ammannanza. E poi di cuore una caverna e di ammannanza. E mo di cuore nudoso. Signori! Ma la prossima rovuni mi a fornire. Questa è l'ultima fermata. Io me ne c'è. Capo, mi fa che portami. Signori! Ma come state facendo un giro dopo un pullman turistico? Scendete tutto quanto allora. Io capisco che ci sono delle perplessità, ma ricordate anche la situazione in cui vi trovate. Anche per lei Antimo era stato previsto tutt'altro. Ma visto che ora ci troviamo tutti quanti insieme, cerchiamo di risolvere il problema. Dunque, se... Vado via dopo posto. Scusate, non ci stava scritto occupato. Dunque, questa chiesetta cimiteriale è retta da un certo padre Rocco, un giovane sacerdote napoletano molto impegnato nel sociale, che probabilmente 5 anni fa, proprio per questo motivo, è stato trasferito su questa montagna. Visto che ora si sono liberati, diciamo così, alcuni posti di lavoro, lui ha pensato bene di offrirli a qualche napoletano bisognoso. Cioè, non hai capito, allora lui non sa noi chi siamo. Assolutamente no! La vostra identità deve rimanere oscura per tutti, compreso padre Rocco. Anche io per lui sono un assistente sociale. La segretezza sul vostro nome è l'unica garanzia che vi è rimasta. Quindi, da oggi, voi sarete per tutti, compreso padre Rocco, 4 napoletani emigrati per motivi di lavoro. Mo cercammi innanzi. Come vi volete chiamare? In che senso? Gesù, i vostri nuovi nomi per le vostre nuove identità. Pasquale, Saverio, Nicola. Ho capito, a me Raffaele, rispetto a Bene. abbonare mio papà, mi facesse sempre piacere. Benissimo, Raffaele. Grazie. Raffaele, lei da oggi sarà Raffaele Esposito. Esposito, facciamo. Il cognome lo decido io. Per questione di comodità vi chiamerete tutti quanti Esposito. È più semplice, è più verosimile. Non vi avvicinate. Dunque, lei Anna Rosa come si vuole chiamare? Scorto che Esposito è perfetto. Addolorata. E come sta pavennara? Va bene, addolorata. Addolorata va benissimo. Lei Brigida? Non lo so, Greta, Ava, Elisabeth. Adesso pensi che è arrivato a Hollywood. Per lei. Ma tu hai capito che siamo venuti ad abitare in un cimitero in mezzo ai vuoti? Marilyn. Esposito. Marilyn Esposito. Le sembra una copertura credibile? Sofia, va bene? Sofia va benissimo. Dunque Sofia Esposito. Antimo, invece lei come si vuole chiamare? Pier Silvio. Ah, ma bene, non facete perdere di... Ma che mi faccio chiamare Pier Silvio? Non si capisce. Facciamo sempre i napolitani, ci mi fa sempre riconoscere. Siamo arrivati al nord, adeguiamoci, no? Sì. Mi faccio chiamare Pier Silvio, ma come faccio chiamare? Gennaro Esposito. Facciamo a livello totò, facciamo. E coppa croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro. Mi turbina. Guardandolo che appena mi facevo su morte senza manco lumino. Che Questa è la vita in capo. Volessimo fare tutta quanta. Visto che ci troviamo in questo luogo, volessimo fare pure sceneggiato. Posso fare parte del marchio? Dunque, per Silvio va benissimo. Basta che ammannazzi. Cioè, a me io a livello la conosco che era piccolino. Ah, basta! Ricapitoliamo. Abbiamo detto Raffaele, Sofia, Addolorata Scorto che è meglio. e Pier Silvio. Dunque, ho fatto a chi sta stato massa bene. Si è avvicinato l'ora della chiusura e io domo stavo per uscire gettando un occhio a poche stelle. Uè! Ah, volete finire o no? Annanzi a cannello, cannelò! E sei lumino! Sei lumino! Che si fa? Siete due buffoni. Dunque, qui abbiamo un posto da perpetua. E un mio! Sì. Un posto di perfetto è mio! State scritti. No, è la cosa! Calma, non t'agita. Guarda come scupo
sentire, sacci tutte e 12 lettere ai Corinzi. Sì, sì. Ma per fa, i canticanti gregoriani, volete sentire? Signore, Dio tua! Anna Rosa! Addolorata! Addolorata! Assittata con là! Dimmi, Sì! Allora, i maggi visto tutte e due figli sono con papà Padre Pio. Sì. Tutte e due figli sono con papà Voldingua. Bellissime. Tutte e due figli sono con papà XXIII. Tutte e due con Madre Teresa. Ne hanno fatto una sola. Ci ha fatto tre bocchetto. E i posacci mi Anna Rosa! Addolorata! Addolorato, tengo scritto! No. Il posto di perpetuo non è mai stato messo in discussione. Siamo facili annanzi. Ah! Scusate, è stata la foca? Dunque, poi abbiamo il posto di factotum del cimitero. Visto che era stato previsto per Achille. Raffaele. Bravo, Raffaele. bravissimo, guarda come attento, Raffaele. L'avevo promesso a voi, però adesso ci sta Pier Silvio, senza offesa. Pier Silvio e Pier Silvio, Sì. aspetta. E beh, aspetta, questo factotum che cosa fa? Vabbè, lo dice stessa la parola, factotum fa un poco di tutto, cioè nel senso che viene e che... O becchino. O schiatta morta? Sì. Aspetta, non se ne parla proprio, a me è morto, ma hanno sempre fatto impressione. A lei, 288 omicidi. Ma l'ha ucciso, mica l'ha getterrato. O pozzi fare, sì, Va- se ne fanno impressione ai morti, pozzi Va benissimo, allora lei farà un po' di giardinaggio, qualche fiore, qualche cosa, Non se ne qualche parla vaso. proprio, io sono allergico ai polline. Ma pozzi fare, sei la logica. Allora va benissimo, se lei farà un po' di lavoro di elettricista, qualche luce perpetua, qualche claudio, E lui se ne parla proprio, sono allergico ai fili RAM. Ma è per finta! Non erano questi i patti. Attimo! Pier Silvio. Pier Silvio, lei non se ne può andare da qua, fin quando non troviamo un'altra sistemazione. L'ho trovato. Visto che comunque lo dovrà fare, visto che ci troviamo anche in questo luogo e abbiamo un poco di tempo, si anticipi il lavoro. Che è? Ma ci? No, non signore, Ma visto che comunque dovrà deporre davanti ai giudici, vista questa lunga latitanza che lei ha fatto, inizia a scrivere un bel memoriale, va bene? Ho trovato, diciamo che lei è il marito di Anna Rosa. Addolorata. Diciamo che è un ex giornalista che oggi scrive romanzi. Gialli. Russo, verde, paunazzo, basta che ammannanza. Aspettate un momento, come stai? Aspetta, mi chiama, ti non ci capito. E questo dovrebbe essere marito a me. Mo so scioglie quarto segreti Fatima. Il mio corpo, che di un solo uomo ebbe a conoscenza, ha dei nelle mani di questo bruto. Sta manando lo suo cane. Io mi sento male. Attenti che già ti stai ingrufando come una iatta marzaiolo. Io mi uccido. Figlio tuo t'auto. Quando potete fare questo oltraggio? Quando potete fare questo scempio? Io scempio facetto, mamma da quando t'ha fatto. Io lo potete fare. Io sapevo. Anna Rosa! Addolorata! Addolorata, mo' hai detto stu cosa! È per finta! Ah, Mica vado a sposare veramente a chi? Sì, prima mi scusava essa. Dovete recitare come se fosse a scena in un film. Ma dipende da un film però, ispettore. Che è rimasta a Marcellino Panetti. Qua la cinematografia si è evoluta. Andare a moglie a tornare nei film si danno certi baci con la lingua. Maronna che schifo. Signori, vi rimrafoli! Altrimenti levo tutto a me protezione, a me ognuno per la sua strada. Così aggiusto tutti, spettacoli, ma Fernio. E che cos'è? Poi parli di creatura a gita scolastica. Questo no, che stato no, che lato no, che stato non voglio fare. Ricordatevi il motivo per il quale vi trovate tutti quanti in questa situazione. Senza che mi guardate a me. Io non vi sapevo manco per prossima.
Anzi, si sapeva che mi erano parenti, prima mi faceva accidere e poi forse mi pentevo. Dunque, allora, i nomi li abbiamo decisi e pure i ruoli. Amorito, Raffaele fu Camposantiere. Cioè io. Addolorato fa Papà Santiera. a perpetua. Pier Silvio fu scrittore ed è marito di Addolorata e Sofia fa la moglie di Raffaele. Dunque, E io? Gesù Margherita, tu Sofia farai la moglie di Raffaele. E che se l'hanno capito? Io voglio sapere che lavoro faccio. Ma perché non vai a niente? Ma chi? Achille. Raffaele. Raffaele che Achille, chi stu qua non vai a niente. Che mi dovevi dire? Ah? No, niente, Brigida. Sofia. Sofia. Chiamami Brigida e guardami in taluccio, che mi dovevi dire? No, è che i buoni mezzo a tutto Samuele ma scusate pure tu dici. Che cosa? No, niente, è una sciocchezza che... cioè, ma poi qual è il problema? Oppure se sapere pure a chi qual è il problema? No, niente, stiamo parlando con l'ispettore là, no? Allora, ispettore, siccome io e te non siamo marito e moglie, però è tutto garantito, eh? Certamente. L'avete detto voi, Sì. pure, mangiare, bere, dormire, quindi tu stai qua con noi, ci facciamo compagnia, dopo tanti sacrifici finalmente ti riposi pure tu. Ma poi parlandoci chiaro, ma tu che ha fatto? No, questo posto fisso. Io questi posticini miseri, faccio campo santiere, si fa l'acqua santiere, questi posticini, ma poi, no, dico, sto fatto che tu non fumi non come te qua al nord, ma tutta l'inventiva che hai, ma sai quanto, che ti fine fa? Voglio vostre per questo. No, aspetta, Non me ne porto niente, aspettate. Beh, passa prima sul cadavere! E tu non ti muoverai, loco, e fino come non ti tocco qua! Il sole del primo mattino è il sole che fa meno male di tutti gli altri soli. Ti fa la pelle andurata come una salsiccia al forno, ma non ti lascia le cianfe della gallina sotto gli occhi. Mamma mia, e che calore che fa! Ma tu non lo senti il calore? Cioè, come lo sento, calore? E per noi ti scava sta fossa. Sì. E quanto è venuta profonda? Ma che ne sai, sono 40 metri qua. Ma non pare i metri scarsi o abbondanti? Che ne sai, ci sono 40 metri. Allora scavano un po', no? Ma che eri spezzata. Non ti lamenta sempre, ricordati che lo faceva a Napoli. Sì, vabbè, era meglio forse che ci rimaneva a Napoli, almeno forse ogni tanto mi riposava. Facevo dopo i fogni a Napoli. Guarda,
con tutti i fossi che ci scavato ultimamente, non è che la situazione si è cagnata assai, eh? Ma per andare a lamentare sempre, scava. Antimo, allora. Ehi, PSC. Ci stanno i sciù. Ma piace più assai PSC. Senti, per Silvio, io non posso continuare. Che la palla, la centuppata, non so se sia uno spondone di rocce o è una rara, che non lo so. Addo. Va, ui. Addo. L'altezza di pirla. Addo. Oi! Addo. Ma sei tutto su, sai, allora contento come te lo faccio? Oi! Sto chiamando a Sorata. Addo e ho diminutivi addolorata. Addo. Addolorata. Eccomi! E tanto ci voleva per portarmi un sorso di zucco pirigno? Scusami! Ti scoso. Sta a Cavacabana, sta. Ha telefonato padre Rocco che è andato a fare l'esame un giorno cavaliere Corsighetti e sta mettendo in ordine non voleva fare la risposta, capito? Brava. Grazie! Brava. Grazie! Aggiorniamo un po' di tempo, a sorda. La faccia domandare la bizzocca di Panema. Addo! Addo, lieto che lo cartello che ci messo farò cancello. Ci messo un cartello, farò cancello. Il cimitero è chiuso per lutto. No. Quando ne che combinato? Dobbiamo stare sfravacatura mia, se no viene padre Rocco e siete. Che combinato qua, che fate? Ah, forse, scusa. Che fosse è questo? Perché? Il taggeritto. Il taggeritto è abbastanza profondo, ma non è abbastanza stretto. Ah, boh, già così, forse. Ma che già così? Ma tu capite che c'ha dai Gennarino secondo. Gennarino secondo. Lo sai quanto dura il letargo per un pitone? Mesi interi. Mesi interi. Che da essere fatto meglio, taggeritto una curva grande a destra, una curva piccola a sinistra, una specie S. Ah, boh, l'ho fatta. Questa è una S. È una S. Questa è una I. Ai. Ma vai, di sicuro magari fosse ai di, come si chiama, quella che ha stampatella su, di Olanda. Ah, no, tu hai fatto a Dio. E che? Giustello. Hai fatto a Dio. Ah, perché? Non va bene, non va Ma se bene. poi fosse così, non può che si arrangia. Senta qui. Raffaele mi chiama. Raffaele, non ci sta nessuno. Mi piace pure a me. Senti ma a me, ti ho detto di una capatosta, ti ho detto che devi fare una S, perché questa sta scomoda Gennarino secondo. Se scende troppo le targhe che irini spuzzate con torcicolo, con l'ernia del disco. Che te lo disco? E non ti fotti. Piazza fa quello che ti scava un po'. Tu ci sfastriamo. Una S. Ci sfastriamo. Ma no. Più profondo. Parabara. Con Matteo. Raffaele! Ah, stai qua! Padre no, buongiorno. Piersi, che stai pure tu? Sì, stiamo facendo va compagnia a Raffaele, ma come voi siete già tornati? E il signore si è chiamato il cavaliere Corsighetti, presto! 97 anni. Pace all'anima sua! Ma state venendo là? Ma voi che state facendo invece? No, stiamo facendo una mano a Raffaele per... Ti faticando? E sta fosso che? Che resta, forse? Addolorata? Ci ha avvisato dell'estrema unzione del cavaliere Corsichetti. E mi sono anticipato un poco con il lavoro, hai capito? Raffaele, ma come dov'è? Tu non devi prendere certe iniziative! No, padrone, ma è pure per buon augurio. Come si dice, finché c'è vita. C'è speranza. Sì, che secondo me è favorevole all'eutanasia. Ma non è solo questo, oltretutto il cavaliere Corsighetti aveva già comprato il loculo per la tumulazione. Ma poi questa fossa è tutta storta! È stop! Eh sì, è storta, ma c'è qui da noi! Chi ne riscalda dritto? Io dicevo per non morti
significa? Ah, sì, no, è che qua, padre, ho calore. I capelli innanzi all'occhio è venuto con il curvatello e tutto qua. Ma è stretto, è strettissimo. Ma boh, no, si raffredda. Se tu non tieni genio di lavorare qua dentro, che questo lavoro non ti piace, basta che me lo dici prima. No, non c'è problema, ci starebbe un sacco di gente che qua fuori farebbe carte false per un posto di schiatta morto qua dentro. Padre, io non sto a dire niente, io sto soltanto dicendo che questa fossa... Questa fossa che? Questa fossa che? È tutta storta, è tutta stretta, ma diciamo te mai? No, allora, padre, io sto semplicemente... Padre Rocco, la colpa non è la sua. La colpa è mia. È mia? Sì, ma lo dico tutta la verità. No. Sì, fammi fare. No, Pier Silvio, tu non Padre devi... Rocco è un uomo di Dio, saprà perdonare. Da giuridica, tu fammi fa. Bello, Padre Rocco. Padre Rocco, la verità è che io in questa fossa ci devo mettere qualcuno che mi sta particolarmente a cuore. Voi non capisco. E in questa fossa io ci mettere a Gennarino chi è? II. Mio cugino. Opitono. 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 Lo chiamano Opitono. O cugino lo chiamano Opitono. Mio cugino lo chiamano Opitono. Opitono. Perché quello quando ero guaglione era una brutta malattia. Quello era sic. Sì. Lungo. Era sic. Su, padre no. S'abbuccavano poco la reterina, Quello perciò lo chiamavano Opitono, capito? Perché si muoveva tutto ondulatorio. ma teneva una brutta malattia, che non camminava più. Strisciava. Sì, perché che teneva la pelle secca, i capelli secca paliente, ma l'occhio secco, la bocca secca, la faccia secca. Squamava. Sì, ho capito, ma questa fossa è comunque troppo stretta. Padrone, non ho finito di contare. Chi ne eravate a 5? Questo cielo, posso venuto qua. È successo una mattina. Che primavera. Una mattina. Mi sono alzato. Una mattina bella. Ciao. Bella. Ciao. 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 Era sera. Una sera. E maggio. Una sera, padre Rocco. Scetta in oscura. Gennari, come stai? Vecchio. Ma tu? Gennari, come stai? E dice, ma come non ti senti buono? Fai che cammina proprio così. Così si muoveva. Dice, Gennari, ha getto il bagno. Poi, Ma no io. Gennari dice, ti ha getto il bagno? E bagno. E bagno il bagno, che facette, padre Rocco? Setti in do bagno, sta settando a patazzo. Tanta posto parlate a stare. Se ne scinetti in do tu. No, sì, che rimane proprio... Non ce la faceva, che squamava. Sta azzeccando tu, capito? Con le ultime forze che gli rimanevano, con una mano voleva afferrare la catena. Che lucesse e merda ti levo pulsante, capito? La catena Ma vedete, una tragedia, non siamo riusciti a trovare. Gennari! A Rossano! Non si trovava, ci materializzato, polverizzato, che schicette, rega che è andato lontano a dormire in letargo come fanno certi animali. Ed abbiamo pure a chi l'ha visto. Chi l'ha visto? Nessuno. Era sera, padre. Non si vedeva niente. Oscuro. E allora a un certo punto finalmente sappiamo lo cesso e scoprimmo la tragedia. Una morte in merda proprio. No, però, quando ce l'ho. No, ma sì, ma poi era Raffaele che ha tutto il giorno a tirare il sciacquone. Tutta la giornata con feghe. Ho rito tanto, sai. Sare tu consolo, Il Silvio, dai, forza e coraggio. Il Signore certamente lo ripagherà di tante sofferenze. La nostra in fondo non è solo una morte, ma è come un lungo sonno.
dal quale tutti ci risveglieremo un giorno. E anche per Gennarino adesso è così. Come se fosse caduto in letargo, diciamo, no? Bravo Raffaele. E invece che una tomba, questa sarà una tana. Diciamo così. E se l'avete detto voi. Io non capisco perché lo volete seppellire qua, però. Perché? Perché? Tanto a posto? Perché, padre Rocco? Che lì c'è sta una crisi. Quando avete accattato sta roba? No, c'è sta una crisi di cimitero. Non c'è niente. No, niente, a Napoli, per carità Poggioreale tra carcere e cimitero non si trovano un buco. Niente, che là arrivano in dei cimiteri con sti morti vivi. Cioè, con sti morti belli freschi, capito? Scongelati tanto. Che mi fa, allora mai queste cose, non ci sta un posto, c'è tipo, levano i vecchi E mettene in uovo. e lasciano i numeri vecchi. No, sì, non è una cosa incredibile, poi c'è tipo di mettere dai, e buttano 1, 2, 3, 15 da una nicchia. Il problema è che in novembre stanno 40 persone, un bacio a uno, un ricchio, non si sa perché. Dicevo, morto mia, lo so. Se lo dice lui ci dovete credere, padre Rocco. Ci dovete credere. Padre Rocco. Padre Rocco, Chi è? stiamo mettendo a posto i parametri nella stanza, però non ci arriva, è troppo alto. E mo veniamo io e Raffaele. Tu dai una mano a tuo marito, fare una cosa di Gennarino. Sì, ci do io una mano. Donghi! Avete detto a padre Rocco del serpente? Addo, Allora già dritto. addo, io diminutivi addolorata. Ah, Ma quando tomba? Addo, la tua ingenuità mi turba a me. Ma che ci dicevamo a padre Rocco il fatto del pitone? no! E che ci dicevamo pure che tengo l'iguana nascosta nella cappella Pietrazzi? Allora già dritto. La tua ingenuità da verginella mi fa sangue. Che volevi che ce lo dicevamo a padre Rocco? No! Che volevi che ci scomigliava tutto il finocchio? No! Che volevi? Vuoi provare il brivido della latitanza? Era Pier Silvio! Vuoi provare il brivido di essere scoperta? Vuoi vedere che cosa si prova a essere inseguita dal segugio, cociato un coppo cuore? Oh, Pier Silvio! Antimo, Attimo! nell'intimo, mi ha chiamato Antimo. Attimo! Tu mi inquieti! Addo, Nell'intimo! e ho diminutivo. Addo, e ho diminutivo e addolorata. Anna Rosa! Chiamami Anna Rosa! Ana, Anna Rosa! addo. Ana, e ho diminutivo e Anna Rosa. Anna Rosa. Dimmi! A vedere Se, l'iguana in da cappella. se continui a così, ci arriviamo proprio in da cappella! A tu Sofì, casomai non si
Sofia! Pure padre Rox, madonna, io vi devo ringraziare troppo per le parole che mi hanno detto. Mi hanno aiutata tantissimo. Mi sono fatta venire pure qualche idea per riavvivare un poco la situazione. Pure perché, parliamoci chiaro, che a formare troppo tumulto. È un cimitero. Poi il Camposanto non è come giù da noi, che in fondo è anche un luogo di ritrovo dove ogni tanto si parla, si chiacchiera, ogni tanto si ride pure. Padre Rocco mio, mamma mia, tutto silenzioso, composto. Ma proprio non parlare di creature, madonna, mi fanno impressione. Certi possono farne che li film, che le creature nei film di paura. I film di paura. E qua mi è venuta l'idea. La festa di Halloween, tanti regali a tema cimitero in omaggio a chi compra la pizza. Ma guardate quanto sono belle sti lumini. Sono coreani. La novità è che però dentro ci stanno tutte candele a bengala che una volta che salgono in aria scendono come una cascata di fitti fitti. Me le sono fatte arrivare da Persino direttamente da Napoli. Ah, ma poi non parla le sciarpette, guardate qua quanto sono belle. Me le sono fatte ricamare a mano. Chi muore tace, chi vive si dà pace. Sono belle, Ma ci scordate che fa un meglio. Sofia! Sofia! Guardate quando sono. E bengala, e scarpette, pizze, pizzelle, panzarotto. Mi capite che sta montando un camposanto e non sta di San Paolo? Vabbè, mica se mi sa bene dei biglietti fa per sapere da oggi. Io non so come ve lo devo far capire. Non siete più a Napoli. Tutte queste estrosità, questo folklore qua dentro non vanno assolutamente bene. Sofì, friggitoria, scarpette, lumini, fa sparire tutto coso. E che dite che? No, questo è lo zucchero che mi serve per le graffe. Avete ragione, Padre Rocco, io mo tolgo tutto da mezzo, veramente, scusate. E un po' più di diligenza. Tu non mi chiedi niente. Di questa roba che tu non mi chiedi niente. E te, scusi, ho zucchero per le graffe che devi friggere. E tu giustamente non fai altre domande. Io sono 15 anni che ancora non ho capito se tu ci sei fesso o se ci fai festa a tutto quanto. Ah, io tutta questa roba, sti lumini, poi me li sono fatta arrivare da altri direttamente da me. Ah, ma allora. Ieri che se ne aiuta a essere perché figurati, chi le conosce tutto quanto. Italiano, inglese, cinese, africano. Ma mi potevo mai aspettare che chi le può. Non mi potevo mai aspettare. Che cosa? Io in vita mia ci ho fatto pure qualche cosa di cui non vado orgogliosa. Per necessità qualche volta sono scesa pure a compromessi con la mia dignità. Ma con la mia coscienza mai. Io sti cose non ne faccio. E così facete sempre tutto quanto. Siete tutto tale e quale. Prima cercate aiuto, protezione. Il lavoro. Nessuno ci aiuta. Un qualche compromesso per necessità lo dobbiamo fare. E poi la capo si mette a pensare. Subentra il rimorso. D'accordo. La pizza. Questo sì, quest'altro no. Questo lo possiamo fare, questo no perché è troppo. Voglio a ricordatevi, quando si venne all'anima uriavola, tutto insieme o a rata, ogni debito va pagato. Io a te non mangio con notorieste niente. Che bello caratterino che te nonna Sofia. Brigida. Ti fa correre, Raffaele. Achille. Ci sta nessuno, Tu dici che non mi è venuto rieste niente. Niente. E io niente mi sono venuto a prendere. Ma almeno mi posso
Pigliavo un mangime per liquame. Mangime per liquame. E perché? Che ti credi? Che roba è? Sono estratti di topi liofilizzati. Topi liofilizzati. Ehi, Carmelina seconda nei Vaghiotti. Me li faccio arrivare direttamente da Napoli perché sono di alta qualità, ricchi di grassi e proteine. Certo, tutte novità, ragazzi, di sto qua, grassi e proteine. Vabbè, l'importante è che ci siamo impressionati inutilmente, no? È finito tutto bene. Ma che cosa è venuto bene? Che cosa che tra me e te sei venuto a fornire tutto cose malavite? Sempre tutto cose stue ti è venuto a fornire. Guarda che muore rossano. Ma boh, Brigida, all'ispettore È una vita che a me ti diciamo sempre la stessa cosa. Che sicuramente le cose andranno meglio, che le cose miglioreranno. Se non è oggi, certo domani. Brigida, io Guarda, guarda... non ti voglio dare tutta colpa a te. Non è giusto, non sarebbe onesto. Ci abbiamo sempre voluto credere tutti e due. Che siamo verità. A te ti piaceva fa credere e a me mi piaceva invece credere. Forse che saccio quando si guagliona, forse quando si ragazza non ci sta niente più bello che vivere in speranza. O mondo tu fai tutto in capo a te. Eppure quello che oggi non tiene, non ti serve, non ti importa. Perché tanto è quello che avendo rimane che è importante. E ci credi a chi? Ma non perché ci vuoi credere o perché tu lo fai sempre tu solo. Ci credi perché ci credi e basta. Perché è così. Perché quando si guagliona chi? Sura è più bello che campare. E a gioventù non ti fai castellinari. A gioventù ti trasformi in baracca in castellinari. Poi però arriva un momento che tutto questo non ti basta più. Un momento che ti scidono lo suono. E che tu che i baracche sono rimaste baracche e che tutto quello che ti è sempre suonato non ne è arrivato mai. E io non ce la faccio più a vivere così, non ce la faccio più. Io non so più una guagliona, sono una femmina. E non mi può bastare sempre le stesse camminate, mano nella mano, coppa a spiaggia a miseria, a vedere sempre le stesse pescature che tirano che la rezza a mare. Oppure scampagnate a pane e puparuolo, che la circumvesuviana un coppo Vesuvio. E chi voglio essere una femmina come tutto quanto là. Voglio fare una vita normale, voglio fare la vita di società. A chi? Io sabato pomeriggio voglio andare al centro commerciale. A dove? E a chi al centro commerciale. Pure io mi voglio appiccicare posto la macchina rinde parcheggio sotterraneo. E pure mi voglio incatastare con un carrello rinde all'ascensore gente. Pure io mi voglio aspettare con una compagna da mentore reparto arredamento. E non voglio capire manco niente che le camerici perché non ci arriva a sentire talmente buon rumore. Ti voglio chiamare 100.000 volte un coppo telefonino perché ci siamo spersi. A chi? Addossare. Reparto cucine e piumoni. Io sto nelle cucine componibili, ci vediamo agli arredi per giardini. Che sto voglio fare? Ma voglio caputare con 1000 buste, pacche e pacchettine e voglio riuscire con tutte le scale mobili Roma. A chi? Mi voglio i toffen. E che sono? Sono che i dolcelli che, o stacci fanno schifo, me voglio stesso. Ma come sono fatto? So che la specie di mustacciolo futuso fatto con sesame e pungi dopo. Pungi dopo? E che la pianta svedese a che ci fanno pure i zerbini. I zerbini, cioè i tappetini per fuori la porta. E a chi è zerbino? Io non mi ho già accattato mai manco un zerbino in vita mia. Mai una cannella profumata in gente. La lampada fatta in una carta, niente. Brigida, non tenere ma la porta ci accattarmi lo zerbini, te voglio bene. Lampada fatta di mia. E carta chi? Non mi ho già accattato mai manco una lampada fatta di carta. Mai un mustacciolo a pungitore. È vita questa. È vita senza manco un fedente pungitore.
chiummo, qua la prudenza non è mai troppa. E non mi meravigli se all'improvviso sarà venuta ut. Esce a una HD. Sì, Thriller e Michael Jackson. Rispetto a noi catini non ci pensa nessuno. Cominciano a voi, ci avete passato un mese fin da sto campusante. Forse si sapeva che aveva... Forse che cosa? Si sapeva che aveva fatto sta recita. Sta fina, tutta sta recita, non la faceva. Ma lei pensa che stiamo scherzando? Stiamo facendo un gioco di ruolo, un gioco di società, un risico, monopoli, no, un futto dato, un Aspetta, io non sto dicendo nulla di tutto questo. Io sto soltanto dicendo che da un mese a questa parte passata a Pulzanicchi a scava forse non ce la faccio più. E io qua cosa sono venuto a fare? Ok. Venga qua, venga qua. Vieni qua. La sua destinazione è cosa fatta? No. Magazziniere in un centro commerciale a Cernusco sul Naviglio, Milano, Centro commerciale, aspetta, Cernusco sul centro commerciale. Ehi, centro commerciale, hai mai sentito? I grandi magazzini dove vendono uno di tutto, uno ci trasa la mattina e tanto si affonda i fucili quando si fa sera. Grazie, Ehi, grazie. stai calmo. Grazie, aspetta, centro commerciale, ma io non ci posso pensare. Che libelli posta a Rocesani, che libelli scala mobile che sai, che scala mobile che scende. Esatto. La gente che si capota in dei carrelli con pacchettino, la cassa, din don, il signor Achille lo piuma e desiderato in cassa qua. Che cosa? Quale Achille lo chiumo? Raffaele Sposi. Raffaele Esposito, facciamolo qua. Din don, il signore Raffaele Esposito desiderato in cassa 8. Esatto. Chiami da 4, casomai ce la sentito con Stia calmo. Ci fa piacere che questa nuova destinazione le piace. Assai, aspetta, veramente sono felicissima. L'unica cosa, aspetta, sapete se per caso lì da sti posti, in da sti centri commerciali, fanno pure le mustacciuole a pungitopoli? Mustacciuola a pungitopoli. Chi ne conosco, dice che sono saporita assai però, Sono una chiavaca! Sono meglio i topi liofilizzati! Dottor Rispolo finalmente! Arrivederci! Antimo, buongiorno. Pier Silvio! Ma che adesso mi piace così. Vabbè, non ci sta nessuno, ho controllato. Mi piace più stare, non sono abituato! Ma non mi sono abituato, non mi sa stare in un cimitero! Io so bene qualcuno! Sì, Ma ci fa striata! Antimo, mi ascolti. Dottor Rispolo! Io non ce la faccio più, vi levo tutto cosa pensi! Antimo, mi ascolti. Ma che tenga ascolta, è vero che chi non sopporta la croce non si merita la corona, ma quanta croce mi ha già sopportato, come se non bastasse poi, è arrivato pure la Soleghista, vieni bene qualcuno, Anna Rosa. mi sanguollo come una sanguetta, Anna Rosa. Anna Rosa, addolorata. Addolorata. addolorata, Non broglie sempre. se mi si capi mi addolora la vita a me, con un po' che bene, con sto donna. Vita mia, cuore mio, mogliettina mia, se mi sanguolo come una pianta rampicante. Vabbè, quando c'è sentimento. Ma quando c'è sentimento, Non c'è pentimento. pensi bene qualcuno. Ti sei neri per caso. Neri per caso, se è meglio che mi date la destinazione in Brasile, come erano i batti, altrimenti addio memoriale, addio confezioni. Antimo, mi ascolti. Ma che non ti ascolta, ma che ti ascolta? Io tengo a cafardigno che mi sta aspettando con bacchia, gico pagapale. Vieni bene qualcuno. Essi con cettigni la falegna, assuntigni con certi tanga intramuscolari che facessero resuscitare pure il cavaliere d'Orsichetti. E invece mi faccia mettere appresso a Bizzocchigna. A chi? Bizzocchigna. Addolorata. Ah, addolorata. La pizzocca di panello. Che prima sono bruscini, Vabbè, calma. e poi cacci che l'urusario è male. Imploriamo il perdono del Signore. Mi sto piangendo una di cose. Ma come c'è calma? Io a notte tengo gli incubi. Io mi sono a Bizzocchini che mi corre appresso con tutta la spiaggia come cappella. 8 chilometri di spiaggia e poi arrivo quasi alla fine, sono quasi arrivato, ma fermo i capelli molto in da Cappella Pietrazzi. In da Cappella Pietrazzi ci sta Bizzocchigno, ci sta Cafardigno, ci sta Sondigno, Carmeligno, Concettini, tutti quanti in due cimiteri che fanno il trenino e annanzi a tutti quanti Padre Rocco che ha la bicicletta a mano. Mi sto scendendo pazzi, aspetto! Antimo, si calmi e mi ascolti.
La nuova destinazione cosa fatta? Brasile. Naturalmente. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però alla fine ce l'ho fatta. Brasile. E poi mamma dici? Tu non mi fai parlare, pure da fa quando Rosa abbia lo stesso vizio suo. No, aspetta. Non hanno malato giù. Io mi pento più assai e sto pacchetto non rumma pumma cosa che ha già avuto con Anna Rosa. Che tutte e 228 omicidi mi sa assieme. Mamma qua. Esatto. Achille. Agostino. Che ci fai tu qua? Io sono venuto a dare l'estremo saluto a una mia vecchia zia, che si era trasferita qua sopra da poco, si chiamava Teresa. Ma tu? Tu invece sei sparito, bello e buono sei scomparso, nessuno sa più niente di te. No, è che sono successe talmente che le cose. Sacci magari già cominciato, guarda. E da dove vuoi cominciare? Dall'inizio, no? Certo, dall'inizio. Certo. Dall'inizio di questo fiume di eventi che ti ha portato qui. Certo, dall'inizio di questo fiume di eventi che mi ha portato qua, sì. E tu l'hai detto, chi? Tu l'hai detto, la sorgente di questo fiume di eventi che ti ha trascinato qua su. Sto ciumme, cose strane che ti sono capitate, non mi vuoi dire niente. Ti vuoi tenere tutto dentro. Lo ciummo del destino. Tutto questo segreto, tutto il peso di questo segreto te lo vuoi tenere dentro di te come un macigno, come il piombo, come lo chiumo. Il piombo del segreto dentro al fiume del destino. Lo chiummo dentro allo ciummo. Lo chiummo dentro allo ciummo va a fornire a fun. Sa, c'è tutte cose, chi? E che sai? Tutto. Chi tutto. Troppe coincidenze, troppe cose strane. Il pentimento clamoroso di Antimo lo ciummo coppa tutte le televisioni e tutte i giornali. Tu e Brigida che bella e buona sparite nel nulla, così, all'improvviso, senza lasciare traccia, senza dare notizie. La tua andata in quel vecchio ufficio dell'anagrafe proprio il giorno prima. Agostino, tu non te le avevi a male che mi era stato detto che io non dovevo dire niente a nessuno. Vabbè, però un'eccezione per il tuo amico Agostino la potevi pure fare, per il tuo amichetto, no? Che alla fine l'idea te l'ho data io. L'idea? Quale idea? E che lo puoi negare? Quante volte proprio io ti ho sfottuto un coppa a stufato. Ah, lo chiummo. Se tuo cugino lo sciummo ci mettesse la mano suya. Ti ricorda chi che la storiella che stava in coppa a tutte le libere letterature, scuola elementare? Che la storiella che l'H se ne scappava dall'alfabeto perché tutte le altre lettere la prendevano in giro? tu sei muta, tu non vali un H. Ti ricordi cosa succedeva? Che succedeva? Che i chierichetti della chiesa di Chiusi Chianciano diventavano i cericetti della chiesa di Chiusi Cianciano. Che i ricchi diventavano ricci, chimiche cimice, marchio marcio. E allora tutte le lettere si incazzavano, acci piccia, e ceccaccio, E c'è caccia. E ceccaccio invece di e che cacchio. E c'è caccia non ci stava scritto. E allora ho figo, ti ricordavo pure tu la storia dell'Accamuto. Ma sì che te la ricordavo. Certo.
E te la sei ricordata sicuramente pure che la mattina ero un mese passato in coppa all'ufficio dell'anagrafe, quando in 4:48 hai approfittato dell'assenza dell'impiegato che si era aiutato a pigliare un caffè o bar e hai falsificato quel vecchio documento di tuo nonno che dallo chiummo è diventato lo ciummo. Nessuno t'ha visto, nessuno può dire niente, pure perché l'H è muta. Agostino, tu che vai trovando? Brigida. Brigida. Se tu fai venire Brigida con me, io mi sto zitto e non dico niente. Così tu ti prendi quel tuo bel posto nuovo da magazziniere, la tua bella casa nuova a Cernusco sul Naviglio. E io e Brigida ce ne torniamo a noi. Le faccio avere quel posto al call center. È un gesto affettuoso oggi. Uno domani. Se invece non sei d'accordo, Aki, vira che ti conviene. Ma cus'è? Eh? Ma cus'è che ne più un cus'è? Gigi, ma che hai passato? Cernusco sul Naviglio. Mi sto imparando l'accento, così ci integriamo subito, senza tardello. Maronna che io ho parlato con l'ispettore, ma tu scelsi il centro commerciale, a me mi pare un suono. A me mi pare un incubo. Ma tu hai capito? Ma è il nostro sogno che si realizza. Ma poi ho parlato con l'ispettore, dice che tiene di tutto, negozi di prêt-à-porter, di parrucchiere, palestra, pedicure, pizzeria. Tutto capite. Ah, poi la casa la voglio tutta minimal chic. Innanzitutto quando entriamo facciamo abbattere tutte le pareti e facciamo un unico ambiente. Facciamo una tavola da baracca, facciamo. Facciamo il loft. Che facciamo? Un unico loft che mo si porta tantissimo perché è di una finezza internazionale. A New York le medie attrici tengono il loft. Ah, poi l'arredamento deve essere tutto completamente spersonalizzato. Tutto acciaio e legno naturale. Ma gente, facciamo una tavola da baracca. Niente lampadario perché sono troppo cafuno, ma solamente candele, lampade di carta e 2 fili elettrici, al massimo 2 lampadine a vista. Oi, Vicino al muro niente quadri, ma solamente mensole di legno. grezzo. Bravissimo. Ho già capito lo stile, non ti E poi tipo preoccupare. sopra ci mettiamo un sacco di barattoli di vetro, in uno ci mettiamo la sabbia, in un altro ci mettiamo i sassi, in un altro ci mettiamo i fiori secchi. Una di giova arrazzanuta. Pure sopra. Ah, poi una cosa che ho visto è che mi piace troppo assai, i piatti. I piatti a tavola devono essere rigorosamente quadrati. Facciamo i cartoni e pizza, facciamo. Scicchissimi! Ah, che buona cosa, e che tu di caffè. Poi fuori la porta mi voglio comprare la più grande collezione di zerbini al mondo. Ma voglio cagnare un pare zerbino l'urno. Come i cazzettini. Poi li voglio con tutte le scritte. Buongiorno, buonasera, benvenuti, buone feste, buon Natale, buona Pasqua. Buon compleanno. Di tutte le forme, rettangolare, rotondo, quadrata, semicerchio. A te quale forma ti piace più? Brigidi tenga una forma di male capre in questo momento, guarda. Ma tu devi essere contento, mi hai capito che è il nostro sogno che si realizza. Penso che manca una rosa, ci portiamo a pressa, perché ha detto che rimane qua. Mo l'ho vista poco fa, non ha già capito, mi pare che stai viene a farmacia. Ha detto che lei vuole stare a Brita a fare la perpetua qua dentro. A chi? Che là, ha trovato la morta soia. Brigide, io sarò sempre quello che ti farà svegliare dal sogno. Quello che ti fa accorgere sempre che i baracchi sono rimaste baracche, eppure i baracchi più moderni come piacciono a te. A chi? Ma che stai dicendo? Finito tutto, Brigida. Tutto. Ma che Finito cosa? Tutto che mi ha inventato, tutta questa situazione, è finito tutto. Mi ha inventato tutte cose. Non ne ho vero che mio nonno si chiama Lo Ciummo e non Lo Ciummo, non ne ho vero che io e Antimo siamo parenti, non ne ho vero che io tengo diritto al programma di protezione e quindi non ne ho vero manca al posto di magazziniere al centro commerciale a Cernusco sul Naviglio. È venuto tutte cose, mi ha già mandato tutte cose, ha già fatto tutto questo meccanismo perché finalmente io avevo avuto il pensiero e l'idea che l'unico modo per campare onestamente era che lì mi imparentava come un criminale. E se io vuoi sapere, l'ha già fatto per te.
Perché io l'avevo capito che di volta in volta, poco per volta, io ti stavo perdendo. No, Aghi, io non ti sto capendo. Sta poco a capire, Brigida. C'è poco da capire. Anzi, non ti ho detto tutto. Agostino ha scoperto l'imbroglio. Agostino. Agostino. E ha minacciato di dire tutto all'ispettore. Ma perché? Perché vuoi a te? Se io ti faccio partire insieme a lui, tu avrai il tuo posto da call center, lui manterrà il segreto così come mi ha promesso, io avrò il mio posto di magazziniere al centro commerciale a Cernusco sul Naviglio e vissero tutti felici e contenti. E tu che pensavi di fare? Che ci pensate di fare? Mi sono mandato tutto su manicomio per te. Guarda. Non è servito a niente. Che fa? Chiediamo aiuto a noi. Ma tu sei pazzo? Ti sei finto suo parente, poveremo, tu fai specie chiedergli un favore come amico. Ma che significa amica è peggio di parente? Ma non sta scritto sto A regolamento. parte il fatto che non è un regolamento. E poi non si capisce, no? Il parente gli capita, uno l'amico se lo sceglie. A parte il fatto che tu hai scelto di essere suo parente. Ma poi noi ci chiediamo solo di minacciarlo, lo fa mettere paura, giusto per... Facciamo proprio i camorristi, facciamo. Ma perché gli stanno non ci sta ricattando? Brigida, non si può fare. A chi? Se ci va buono, ci va buono. E se ci va malamente, ci pendiamo pure noi. Ci vanno programmi di protezione e sempre buoni ci hanno. Bravo! Questo sono ragionamento! Finalmente! Nato poco e poi venite a faticare con me. Io volessi capire tu come fai a te presentare sempre puntuale. Tengo il microspivo tutto il Camposanto. Ogni tauto tiene una cimice. Secondo te non mi proteggevi, ah? Io perciò non arrivavo a capire, capite? Che vogliamo fare? Che cosa? A su piezze potenti, ah? Come vogliamo fare? Facciamo sapere che vogliamo fare. Ma che cosa? O si cede al ricatto o si uccide il ricattatore. La legge è che? Ma quale legge? La mia. O devo dire la nostra? No, aspetta un momento. Noi volessimo solamente fare un modo Ho capito, ho squagliato. Ho squagliato, si facciamo tutti celoggi nell'umina. No, o squartammo. Ma squarta? E si squarta, facciamo pezzi, o sparpagliamo da auto. Lo sparpagliamo. Che vogliamo fare? O li ofilizziamo? A così ora mi mocca a Carmelina, sì. Un momento, Che aspetta. vogliamo fare? Andiamo, scusi, forse c'è stato un equivoco. Forse non ci siamo spiegati bene. Noi volessimo solamente fare... Forse sono io che non mi sono spiegato buono. Anche io è bianco e nero, o grigio non esiste. O bianco sporco. Il grigio chiaro. Vabbè, ma queste cose ne sapete fare, non è facile, ma perché? Tornate a venire a Napoli. Torniamo a Napoli, e come torniamo a Napoli? Ma come campammo noi a Napoli? Ma che ma Brigida, scusa, ma tu volevi faticare in tuo call center? E a Napoli tengono una ricina call center. Tu che puoi fare? L'operaio in tuo cantino? Un guardiano? E tu facci fare?
Ma se vi piacciono che assai i centri commerciali. Ma perché tu tieni proprio i centri commerciali? 2, 3, 3, 5. 5. 5 centri commerciali. 5 centri commerciali. Solo 5 centri commerciali, non so che mi. Azzi, subito. Allora, che volete fare? Io me la c'è, facetemi sapere. Tengo a Cafardini che mi sta aspettando. Grazie, Antimo. Sì, grueso. Grazie, aspetta. Antimo, tu a noi che vai trovare? Tua sorella. Mia sorella. Porta da Soraco! Ti preoccupare, ce la portiamo a parrucciare via Toledo! Antimo, si può fare. Devo parlare di 5 Ti minuti. dobbiamo dire una cosa. Sì, ma che le faccio decidere che è molto più importante, non può fare nemmeno piacere. No, aspettate, aspetta un Purtroppo il programma di protezione deve essere bloccato. Momenti, aspetta. Carenza di fondi. Vabbè. Quindi la vostra nuova destinazione è annullata e dovete restare a tempo indeterminato in questo cimitero. Aspetta un momento, Per piacere! Non mi crei anche lei problemi. Non sto creando- Che ancora tengo coraggio di dire ad Antimo che pure la sua destinazione in Brasile è bloccata. Che cosa? Ma che te ne ricchi e pulicani? No, è una storia lunga, aspetta. E che faccio? Rimango solo in 2 cimiteri. Quale solo voi? Solo tu insieme ai tuoi familiari. No, vuole fare una casa? Sai tutti dove siete? Insieme ai tuoi familiari. Restate! No, allora, noi non siamo, c'è un equivoco, non siamo mai stati parenti di Antimo lo Ciummo. Ma lo saremo! Sono incinta! Aspetta,
soltanto e vi lasciamo. Volevamo ringraziare tutta, è il debutto questo, quindi ci teniamo a farlo. Ci teniamo a farlo. Ringraziare l'assistente alla regia Iris Golino, direttore di scena Giovanni Del Prete, le scene realizzate da Giovanni Sant'Anastaso per la MC Passione Legno. Sta là? Ok. L'allestimento floreale, perché è un allestimento questo qua. Curato da Nunzio Tedesco per Florea. Grazie. Parte dei costumi i costumi dietro le Quinta Experience nella persona di Enzo Carola, mentre la sala Nunzia, Mario, Biagio, Rosaria, Pasquale, mio padre, Antonio Palmiero, Valentina, Rosanna, i tecnici di scena Francesca Raucci, Michele Sparago, le compagnie amiche, i di Speranza nella persona di Salvatore Cembrola, Dario Nazzaro, Emilia Rocco e Daniele Barba, che oggi fa gli anni, quindi gli diamo la compagnia che andrà in scena il 14 e 15 dicembre con il secondo episodio di Enigma, alcuni di voi lo hanno visto, mentre tratto da Luparella di Enzo Moscato, mentre poi nella persona di Michele Cupitola gli amici del Trenor per Napoli delle 6:30. Questa è una coproduzione fatta FSSL Compagnia di Teatro assieme a un'altra realtà che io ho sempre stimato per quello che fanno, per la forza che hanno e per la qualità che mettono in tutto quello che fanno, e che sono i ragazzi di Pro Teatro di Baiano, la persona di Antonio, bravi a voi, ultima cosa, e vi lasciamo, questa sera abbiamo qui in sala, abbiamo l'onore di avere qua in sala, speriamo che non mi fate nessun guai, l'autore del testo, Edoardo Tartaglia. L'applauso è tutto per loro, quindi non voglio togliere né meriti, meno che mai tempo. È sempre un piacere per chi scrive di teatro vedere le proprie opere rappresentate. Essenzialmente io nella mia carriera ho quasi sempre interpretato io le mie opere. Abbiamo quasi 30 anni di teatro alle spalle con Veronica Mazza, che vi saluta, voleva esserci presente, ma ha potuto venire. Queste storie hanno segnato sicuramente anche la nostra biografia, non soltanto la nostra carriera, quindi è un'emozione particolare, e lo è stasera perché evidentemente ho assistito a una rappresentazione fatta molto molto bene, dove sicuramente il cuore, la passione, come dire, l'ardore artistico veniva fuori ogni secondo del vostro lavoro, della vostra fatica, ma quello, come dire, lo davo per scontato, nel senso che chi sale su questo palcoscenico, lo faccia da professionista, lo faccia da dilettante, sia alla fine di una carriera o agli inizi di una carriera, sicuramente sale per raccontare emozioni, per trasmettere emozioni e evidentemente per viverle e per ricevere. Quindi la parte emotiva, io sapevo che stasera, come dire, sarebbe stato un appuntamento che non avreste mancato, ed è stato tutto confermato. Però questa è solo una parte di questa serata. Questa serata evidentemente per me, forse per qualcuno di voi, ma credo non per molti di voi, per me invece è stata una scoperta, cioè
Vedete, questo repertorio, il repertorio chiamiamolo contemporaneo, perché ringraziando a Dio sto ancora in mezzo a me, e coppano palcoscenico, è molto insidioso perché non ha grossi riferimenti a cui rifarsi, no? Le commedie di Edoardo sono il cavallo di battaglia di tante compagnie amatoriali e soprattutto di tante compagnie che iniziano perché ce l'abbiamo dentro, perché lo abbiamo visto fare da lui, lo abbiamo visto fare da tantissimi altri attori strepitosi. Questa commedia e il repertorio contemporaneo in generale evidentemente è un percorso che va riconfermato di volta in volta, perché è vero, questa commedia mi ha dato tantissime soddisfazioni, è stata scritta, ahimè, già qualche anno fa, è stato tratto un film di grandissimo successo, quindi lo so che è una macchina di spettacolo, di divertimento e di emozioni, però sicuramente, proprio perché non è uno spettacolo super collaudato da 100 compagnie così in tanti anni, ogni appuntamento è una scommessa. La scommessa vinta stasera da voi, non dall'autore, ma dagli attori, è dovuta proprio alla vostra bravura, non alla vostra passione. Per cui i complimenti che faccio a tutti, nessuno escluso, è veramente un complimento per quello che può valere tecnico, cioè voi siete stati bravissimi come attori, bella la messa in scena, bella la regia, interessante tante cose che sono state tirate fuori da un testo che evidentemente a volte nella mia proposta privilegiava alcuni aspetti, altri di meno, altri invece, come dire, addirittura hai recuperato dei tagli, ci sono alcune scene che io poi ho anche tagliato da questa commedia, perché non mi piacevano, perché non funzionavano, e invece io le ho ritrovati, me l'ero dimenticata, la lunga scena del pitone che fate voi due, io manco mi ricordavo più, perché a un certo punto dopo la 10ª regola, ho detto basta, non ce la faccio, la taglio, è pesante, per me come attore, no? Che lo spettacolo era lungo, e invece l'ho recuperata e me la sono goduta, mi sono divertito, perché vi ripeto, perché gli attori che l'hanno interpretata sono stati molto bravi, quindi l'applauso vostro di stasera è giustissimo perché avete assistito a un bellissimo spettacolo. Basta così, grazie. Mi dispiace, non si può vedere, ma è una bellissima valigia, quello che è di brutto è che c'è la faccia mia sopra, vabbè? Grazie di voi. L'applauso è tutto per loro, grazie. Poi saremo in scena domani ancora e poi faremo l'1 e il 3 novembre a Baiano. Divulgate il verbo, c'è Antonio che ci vuole dire una cosa? No, niente, buona serata. Grazie! Fateci sapere!